Mucca Carolina è una storia che si racconta ai bimbi per dire quanto è buono il latte, ma non tutti sanno che, a parte il colore, 1 litro di latte su 2 non è un prodotto italiano. Non c'è un timbro, un'etichetta, un qualcosa sulla confezione che dica da dove proviene il latte contenuto. Per la Coldiretti è bene invece che il consumatore sia informato della provenienza del prodotto acquistato. In Italia si producono 110 milioni di quintali di latte e se ne importano 80 sotto forma di cagliate, caseina per la produzione di formaggi e mozzarelle. Così, in assenza della specifica legislazione che riconosca ciò che viene dall'estero, la CIA promuove da domani una campagna di sensibilizzazione. Gli associati saranno ai valichi di frontiera per protestare contro l'importazione di latte straniero. A Venezia la Coldiretti ha organizzato una manifestazione con punto informativo presso l'assessorato alla sanità, mentre un corteo acqueo con i colori dell'associazione si soffermerà nei pressi del porto commerciale. Altra manifestazione è programmata al Brennero. Da indagini anche recenti che abbiamo effettuato su indagini di mercato, intendo, c'è una grande disponibilità all'acquisto da parte dei consumatori italiani per il prodotto italiano che non solo nell'immaginario collettivo ma nella realtà risulta essere di maggiore qualità e anche più sicuro, proprio perché ad esempio sul settore lattiero-caseario i controlli da noi vengono effettuati a stalla quasi quotidianamente, quindi abbiamo la certezza in tempo reale di avere un prodotto controllato, sicuro e dal punto di vista qualitativo sicuramente migliore. In sostanza, dice la Coldiretti del Veneto, è importante far sapere al consumatore cosa compra e quindi far sapere da dove viene ciò che consuma. Non è protezionismo, ma corretta informazione per difendere i prodotti locali. Dice la CIA, riconoscere l'identità dei prodotti significa valorizzare la nostra agricoltura che attualmente registra una perdita consistente di redditività.